Un incontro importante oggi con i sindaci e la deputazione anche nazionale per discutere dei CIS. Ecco, in particolare quali saranno i benefici per il nostro territorio, onorevole? È un'iniziativa, siamo appena all'origine, proprio quando dico iniziativa nel senso che stiamo cominciando a lanciare i primi passi di un percorso che altro non è che mettere assieme una serie di comuni che hanno interessi comuni, che hanno una prospettiva di sviluppo comune, che hanno un'allocazione nel territorio simile e che hanno un interesse a ragionare in maniera comune per portare a valore un territorio importante e significativo come possono essere le città di Porto Empedocle, Agrigento, Palma di Montechiaro, Licata, Aragona, Casteltermine, Cammarata e San Giovanni. Quindi una sorta di progetto di sviluppo mare montagna che serve a dare un'idea complessiva di un'opportunità che questo territorio ha e che serve ovviamente per crescere il settore turistico, il settore alberghiero, il settore ambientale, il settore della valorizzazione del nostro territorio. Vorremmo determinare maggiori entrate nel nostro territorio a beneficio delle piccole e medie imprese che insistono su questa porzione di territorio. Si prevedono qualche opera a livello infrastrutturale, non so? Stiamo cominciando a ragionare per vedere quali sono gli elementi da mettere assieme, di cominciare a ragionare in maniera comune per raggiungere l'obiettivo che possa essere credibile nei confronti del governo nazionale. Il governo nazionale, nella persona del Presidente del Consiglio, di Fitto e del Ministro dell'Infrastruttura, sono i soggetti che alla fine dovranno esprimere unitamente al Ministro dell'Economia una approvazione del progetto e quindi una relativa copertura finanziaria. Un incontro importante oggi per lo sviluppo del nostro territorio, si è parlato con alcuni sindaci di questi CIS. Di cosa si tratta? Allora, il CIS diciamo che è un'associazione tra vari comuni della provincia di Agrigento che intendono mettersi assieme e presentare una serie di progettazione comune all'interno del Ministero delle Politiche del Sud e dei fondi di coesione. Naturalmente è uno strumento importante, innovativo, che viene messo a disposizione dei territori come i nostri, che hanno bisogno naturalmente di infrastrutture, ma non solo, anche di crescita territoriale nell'ambito sia turistico che anche agricolo. Abbiamo parlato anche di una serie di progetti di portare avanti sull'agricoltura, come dicevo, sulla montagna, a partire da Cammarata, arriviamo fino a Licata, toccando Agrigento e altri paesi dell'entroterra agrigentino. Diciamo che è una parte ancora embrionale, ma piano piano si sta andando avanti per una direzione importante. Quindi in collaborazione con l'ANAS e le Ferrovie dello Stato pure, no? Soprattutto in collaborazione col Ministero, come dicevo poco fa, del Sud, delle politiche del Sud. Poi naturalmente verranno coinvolti tutti gli attori che fanno parte del nostro territorio, come l'ANAS, le ferrovie, le sovrintendenze, naturalmente tutto quello che riguarda sia la regione, tutto quello che riguarda i vari attori che sono presenti sul territorio, pubblici e privati. Sull'aeroporto novità? No, l'aeroporto sta andando avanti la sottoscrizione, la provincia tutti stanno andando avanti con le progressioni e noi abbiamo una scadenza importante che è marzo. Entro fine marzo dobbiamo presentare questo progetto sia alla Regione che al Ministero dei Trasporti. E di là naturalmente inizia un'altra fase e piano piano stiamo andando avanti. Anche Palma di Montechiaro è coinvolta in questa progettazione dei CIS, in che modo? Oggi è l'ennesimo confronto proficuo attraverso la voglia di progettare dal basso per portare all'attenzione del governo regionale e del governo nazionale le esigenze e le istanze dei nostri territori. La riunione di oggi aveva un sapore ancora più bello perché al tavolo, oltre ai sindaci, vi era una grande rappresentanza della nostra deputazione regionale e nazionale. Per la deputazione nazionale era presente l'onorevole Pisano, per la deputazione regionale era presente l'onorevole Riccardo Gallo e l'onorevole assessore Roberto Di Mauro, che ringraziamo per aver dato il via a questa importantissima iniziativa che vede sindaci, governo regionale e governo nazionale coinvolti per la realizzazione finalmente
di progetti che non riguardano il singolo comune ma la coralità del territorio, per essere tutti insieme sistema concorrenziale nel mercato e per migliorare la qualità della vita dei nostri territori. Siamo felici di poter dare, ognuno per il ruolo che ricopre, la propria parte in questo nuovo cammino di sviluppo.